那个万宝 ACC 的总经理，那么我相信我们能够竭尽努力去把这个公司去经营好。正像我在公司的员工大会讲一些。Le prime parole ufficiali di Wu Benming, primo general manager di Italia Wanbao ACC, esprimono sentimenti di fiducia. L'ex ACC riparte con slancio e apre le porte del grande stabilimento di Mella alle autorità istituzionali, alle quali rivolge un ringraziamento per il lavoro di tessitura svolto per consentire l'importante acquisizione. Per l'avvio del nuovo corso di Wanbao ACC risuonano gli inni cinese e italiano. Gli indirizzi di saluto dello stesso Wu Benming e del presidente del gruppo Zhu Qianding sottolineano la volontà di far tornare allo stabilimento di Mel, leader nel settore del compressore per frigoriferi della migliore qualità, grazie all'unione di competenza, creatività, intelligenza e laboriosità. In prima fila c'è l'assessore regionale alle politiche del lavoro Elena Donazzanna, che ha seguito passo passo la delicata trattativa e che la riassume con un pensiero di gratitudine rivolto al commissario straordinario Maurizio Castro e ai lavoratori. Per noi l'obiettivo è difendere i posti di lavoro, fare in modo che questo stabilimento torni a produrre e, perché no, sognare di tornare a quei livelli che erano non distanti. Eravamo nel 2000, quando l'Italia e questo territorio erano leader nella produzione dell'elettrodomestico e del bianco. Dopo decenni di mala gestione improntata soltanto a una speculazione dovuta a una proprietà che non aveva caratteristiche industriali, forse oggi ripartiamo con il piede giusto. La firma dell'accordo, la benedizione e il taglio del nastro precedono la visita allo stabilimento, dove si è ripreso a lavorare su 2-3 turni, all'interno del quale l'alta professionalità delle maestranze oggi è tornata ad essere riconosciuta ed elevata al massimo grado di importanza. Questa è proprio la filosofia, anche una filosofia della gestione di un'impresa, perché impresa viene composta da tutti i dipendenti, quindi per definire, per raggiungere un obiettivo tutti devono essere insieme.